L'Associazione Dilettantistica Pallacanestro Codripese nasce ufficialmente con l'assemblea, di cui possediamo ancora il verbale originale, datata 31 agosto del 1956. Quindi fra un paio d'anni festeggeremo i 60 anni ufficiali di presenza in Codroipo del basket, di fatto. In realtà basket a Codroipo si giocava già da qualche anno, nel senso che nel celeberrimo campetto in cemento vicino alla chiesa l'attività era già presente fin dai primi anni 50. Diciamo che la formalizzazione poi è avvenuta appunto il 31 agosto del 1956. Nei primissimi anni 60 l'associazione fu fra le prime in regione a costituire un movimento mini basket e poco dopo a costituire una sezione femminile, cosa che in quegli anni erano veramente delle rarità assolute presso altre società che invece tipicamente svolgevano la loro attività quasi esclusivamente, per non dire esclusivamente, nell'ambito maschile. In occasione della costituzione sia del settore mini basket che di quello femminile, logicamente i numeri presero ad aumentare, tanto che praticamente all'inizio, fine anni 60, inizio anni 70, la società era di fatto la seconda società sportiva del Codripese, dopo ovviamente il calcio. In quegli anni cominciò la crescita della società anche sotto il profilo dei risultati. Si formarono diverse squadre a partire dal settore mini basket, che era coordinato e guidato e seguito in maniera molto buona da Walter Fabris e da alcuni altri valenti allenatori e anche dagli stessi atleti che si prestavano ovviamente a fare da supporto negli allenamenti di questi giovanissimi che si accostavano al basket. Si costituirono diverse società giovanili fino ad arrivare alle prime squadre che, soprattutto per la parte maschile nei primi anni 70 e per la parte femminile alla fine degli anni 70 e primi anni 80, inanellarono una serie di promozioni che portarono la società all'inizio degli anni 80 ad avere la prima squadra maschile in C, che ricordiamolo in quegli anni rappresentava il terzo campionato nazionale, e contemporaneamente la prima squadra femminile addirittura ad aggiudicarsi una promozione in A2, che era di fatto il secondo campionato nazionale in quegli anni in Italia, fallendo per pochissimi punti la promozione addirittura nel secondo anno di A2 al campionato maggiore, cioè fallendo la promozione alla A1. Chiaramente furono gli anni in cui il basket raggiunse sotto il profilo dei risultati i suoi dati più significativi. Seguirono alcuni anni, come spesso succede per le vicende altalenanti che caratterizzano qualsiasi sport, seguirono degli anni in cui il lavoro si esplicitò più che altro in forma di promozione del movimento di base, e quindi cura nella gestione e nella proposizione del gioco a giovani, soprattutto per il movimento giovanile, in attesa che tornassero ovviamente dei tempi un pochino più felici per quello che riguardavano i risultati dal punto di vista senior, cosa che avvenne con l'abbrivio dai primi anni 90. I primi anni 90 videro ancora la sezione femminile della società disputare il campionato di B nazionale per alcuni anni, un campionato che era comunque un campionato significativo perché era di fatto il terzo campionato comunque dell'attività cestistica nazionale, mentre la prima squadra maschile ripartita dalla Serie D in quegli anni conquistò in poco tempo e in maniera anche qui significativa la promozione al campionato superiore, cioè alla C2 regionale, e poi, ed è storia abbastanza recente, nei primissimi anni 2000 conquistò addirittura la promozione in Serie C1, che è il primo campionato nazionale di livello nazionale senior della Federazione Italiana Pallacanestro. Da allora sia le rappresentative maggiori femminile e maschile si sono mantenute a buoni livelli per questioni negli ultimi tempi, ovviamente per la crisi che un po' attanaglia tutte le società sportive, Codroipo ovviamente non può fare eccezione. La società è riuscita comunque a mantenersi a livello di serie di massimo campionato regionale, cioè C2, conquistando nell'ultimo campionato un significativo terzo posto, mentre la squadra femminile disputa pur sempre un campionato interessante, quale quello di Serie C, che rappresenta anch'esso la massima espressione dilettantistica regionale del movimento cestistico, ma dato ancora più interessante, in entrambe le formazioni confluiscono regolarmente giovani prodotti dal vivaio che addirittura
costituiscono praticamente l'80% della formazione attuale della prima squadra maschile e di fatto tutta la formazione della prima squadra femminile. Questo significa che nonostante gli anni siano passati e i tempi siano cambiati, il movimento cestistico a corpo permane sicuramente vitale, ci permette ancora oggi di schierare numeri interessanti a partire dalle annate mini basket fino alle squadre giovanili e alle prime squadre, e ci permette di mantenere in vita, nonostante tutte le problematiche legate alla crisi attuale, i tre settori storici della società, ovvero sia mini basket, femminile e maschile.